rivoluzionaria e per celebrare le nostre donne padane ti aspettiamo domenica 8 marzo al ristorante Villa Cagnola di Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Un ricco menù da gustare a tavola con i conduttori di Radio Padania, i rappresentanti del territorio e importanti esponenti nazionali della Lega Nord. E allora, sei dei nostri? Prenota il tuo posto al pranzo di Radio Padania di domenica 8 marzo. Chiama subito il numero 339 6395 685 339 6395 685. Va ora in onda lo spazio Aspes. C'è chi dice che la giornata da per sconsumata, senza ancora tesoro al dì, ma che stracata. C'è chi dice che la fatica a Milano l'arriva prima mo che canta il gallo alla mattina. E già ne può di più, ma cosa gode di, se la giornata d'un milanese le vada in cielo. Leva su alla mattina, alla sveglia un'ugiadina, ne vestissi col cervello a voi in cantina, con una mano una pettinata, con la barba messa fatta, ciappilus e giò di scala, oh signor la portinara, e già ne può di più, se la me cunta su, che la sua accusa alla gamboros che la perché, e già ne può di più. Buongiorno e buona Padania a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi con me in studio l'immancabile avvocato Buongiorno, Patruno, Presidente. buongiorno, e il dottor Ottavio Ruggeri, commercialista. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a tutti gli Prima ascoltatori. di dare loro la parola vorrei ricordare che l'anno 2014 abbiamo chiuso la campagna tesseramento Aspes con 3.200 iscritti circa e che l'anno 2015 si è aperto già con 20 iscritti nuovi. Questo ci fa onore a me personalmente e alla nostra l'associazione e tutto lo staff Aspes. Abbiamo cominciato abbastanza bene, in quanto ad oggi questi nuovi 20 iscritti non sono soltanto a Milano, bensì 2 di Bologna, 1 di Genova e quant'altro. Per cui ringrazio tutti coloro che pongono la loro fiducia in noi e nei nostri professionisti. Inoltre un saluto ai radioascoltatori di Bologna, Venezia, Bolzano, Genova, Bergamo, Brescia, Torino, Verona, insomma tutto il nord Italia che ci seguono costantemente. Grazie di cuore a tutti. E un carissimo saluto anche ai radioascoltatori della Sardegna, che anche loro ci seguono tutti i venerdì. Possiamo dare delle consulenze anche tramite telefono, fax o mail, naturalmente iscrivendovi alla nostra associazione, la cui tessera annuale costa 35 euro, che si possono inviare tramite il bollettino postale col numero 30 65 024, ripeto, bollettino postale col numero 30 65 024, intestato ad Aspes, via Lucca 44, 20152 Milano. Vi ricordo come sempre, oppure tramite anche bonifico bancario, vi posso dare l'IBAN che è IT 62 E come Empoli 05584 01722 80 3850. Ripeto, IT 62 E come Empoli 055 84 01722 80 38 50, intestato naturalmente sempre ad Aspes, via Lucca 44. Prima di cedere la parola all'avvocato e al dottor Ottavio Ruggeri,
Vi ricordo sempre i nostri servizi che vanno sempre dalla consulenza fiscale, modello 730, RED, unico, ISE, che quest'anno non si chiama neanche più ISE, si chiama DSU, dichiarazione sostitutiva unica, che poi il dottor Ottavio Ruggeri ci spenderà 2 parole su questo. Poi domanda, contabilità generale, convenzione con un'assicurazione auto, casa, vita, finanziamenti a tassi agevolati, consulenza legale gratuita a tutti i nostri iscritti, consulenza INPS per pensioni, reversibilità, invalidità, eccetera, consulenza lavoro, controllo, buste paga per lavoratori, badanti, colf, eccetera, consulenza notarile, consulenze mediche, abbiamo 4 medici, di cui un medico legale e un primario, convenzione con studi odontoiatrici, convenzione con casa di cura privata, convenzioni con ottici, convenzione con studio di un geometra iscritto all'albo per perizie estimative, perizie giudiziarie ed extragiudiziarie, rilievi topografici catastali, pratiche catastro terreni e catastro urbano e coordinamento in sicurezza. Ecco, questo tutto quanto che sono i servizi che l'Aspes offre. Naturalmente noi siamo a Milano come sede centrale in via Lucca 44 al numero 02 87 39 44 34 che funge anche da fax, altro numero telefonico 02 36 52 29 10. Adesso do la parola al dottor Ottavio Ruggeri. Sì, buon pomeriggio. Allora, parlerò della dichiarazione sostitutiva unica. Quindi questo nuovo modello introdotto quest'anno è necessario per calcolare l'ISEE che, ricorderò, è l'indicatore della situazione economica equivalente e serve a richiedere particolari agevolazioni, come per esempio quelle relative agli studi universitari. Quindi quest'anno cambia sia la modalità con cui viene effettuato il calcolo, in quanto sono utilizzati maggiori dettagli di tipo patrimoniale, ma anche i dati reddituali che l'INPS richiederà direttamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi il nuovo modello, diciamo, ecco, richiede anche dati, oltre ai soliti dati rispetto agli altri anni, riguardanti quindi gli estratti conti, gli estratti del conto corrente, insomma, bancari, anche dati relativi agli immobili, ma anche quindi saranno richiesti dati relativi agli autoveicoli posseduti. Il nuovo modello è composto quindi da un modello base dove si sono richieste le informazioni generali e vari fogli componenti dove si inseriscono i dati, si riportano i dati di ciascun componente del nucleo familiare. Il modello base poi a sua volta viene ampliato a seconda delle agevolazioni che si vogliono richiedere. La richiesta viene, la compilazione del modello verrà fatta da un CAF, un intermediario abilitato dall'INPS. E a questo punto ricordo che l'Aspes in via Lucca è sempre disponibile, dietro chiaramente un piccolo contributo di modico valore, un contributo associativo per potervi seguire, insomma, nella richiesta ISEE. Quindi mi scusi, dottor Ruggeri, la cosa che io volevo sottolineare è che facendo questa dichiarazione sostitutiva unica, non è più il programma che fa il calcolo ISEE, diciamo DSU, bensì il calcolo fa è l'INPS
Sì, è l'Agenzia delle Entrate. Infatti, rilasceranno, l'ISEE sarà rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS. Questa certificazione quindi potrà essere utilizzata fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Quindi i dati... Un anno in altri termini, no? Esatto, sì, dipende dal momento della richiesta. Certo. Sì. Quindi, come ho detto... Sì, ci sono delle cose molto diverse specifiche a seconda della situazione personale, quindi della situazione del soggetto richiedente. Prego. Sì. Diciamo che bisogna mettere anche la targa, se uno possiede un'autovettura, specificare bisogna mettere la targa dell'autovettura, bisogna mettere il saldo del estratto conto e quest'anno anche 12 più gli investimenti di BOT, CCT e quant'altro, vero? Sì, titoli, sì, certo. Tutto quello che si possiede a livello patrimoniale e quindi insomma tutti i beni posseduti. Chiaramente quest'anno si inserirà anche la giacenza media del conto corrente bancario. Certo. Esatto. Quindi è interessante questo aspetto che appunto ci segnala il dottor Ruggeri per il fatto anche dell'argomento di cui parlavamo lo scorso venerdì in funzione proprio dei capitali all'estero, cioè che noi sapete è uscita questa nuova normativa di cui poi abbiamo detto, avremo parlato approfondito, che da settembre ci sarà l'obbligo di dichiarare perfettamente ovviamente anche tutto quello che c'è di eventuale all'estero. Se non viene fatto, i paesi che ormai sono tutti parte di questo accordo dovessero praticamente decidere di aderire, come tra l'altro ormai l'America, anche gli Emirati Arabi, Dubai, eccetera, e Singapore e anche la Svizzera, manderanno loro una dichiarazione allo Stato dove diranno qual è effettivamente l'esito del conto tante corrente. persone ci telefonano in Aspes dicendo ma i soldi sono i miei, perché non li posso investire in Svizzera? Sì, si possono investire in Svizzera, però bisogna dichiararli. Sì, bisogna dichiarare. E oggi diventa è quello che bisogna dire ai nostri radioascoltatori. A livello mondo proprio che si può investire negli stati esteri, però bisogna dichiararli. Esattamente. Esatto. Quindi, chiaramente poi una volta dichiarati presumo che l'ISEE oppure la dichiarazione istitutiva unica uscirà da quei parametri minimi molto probabilmente certo. che permetteranno delle agevolazioni. Evidentemente si guadagna da una parte ma si perde dall'altra, nel senso che non c'è poi come dire, però siccome è proprio una presa di posizione a livello mondiale, tra l'altro questo diciamo che diceva giustamente il nostro gentilissimo ospite di oggi, dottor Ruggeri, che questo intensificarsi dell'aspetto di controllo che ha come preambolo una finalità positiva e pubblica, che è quella, come dire, di contribuire all'agevolazione di quelli che sono i parametri di utilità per chi fa, ovviamente, per chi è nei parametri necessari per ottenere questo ISEE o questa dichiarazione istitutiva. Però evidentemente anche questa richiesta giustamente di avere questa somma media giacente sul conto corrente evita che, come dicevamo prima, uno l'ultimo giorno sottragga il denaro dal proprio conto. Esatto, proprio per questo. E in qualche maniera tarocchi, diciamo, un po', eluda, diciamo, il fisco in maniera legale. Il saldo al 31 dicembre, sì, esatto. E questo, diciamo, rientra proprio in quelle normative internazionali che dicevamo di controllo e di maggiore intensificazione. Comunque ho rubato una parentesi al collega, al dottor Ruggeri, proprio perché mi sembrava interessante sottolineare questo aspetto molto, molto utile. Sì, insomma, Adesso oggi noi approfondiamo qualche parola sul DSU, dopodiché non da venerdì prossimo, dall'altro venerdì affronteremo anche quella del 730, i documenti che ci vogliono, dottor Ruggeri, quello è un suo compito dire ai nostri radioascoltatori. Anche perché quest'anno ci sono delle novità anche nel campo del 730, in quanto sarà inviato il 730 precompilato. Esatto, che poi diciamo precompilato vengono il codice fiscale, il nome e il cognome, ma diciamo che
le visite mediche, gli scontrini della farmacia, quelli lì bisogna sempre inserire noi. Ecco. Ci sarà una comunicazione con gli enti previdenziali, bancari e assicurativi per le vari oneri deducibili, sì. Però il resto per quest'anno si dovrà provvedere come nei modi precedenti. Certo. Volevo ricordare che dopo la pubblicità, chi vuole chiamare in diretta, il numero di Radio Padania Libera è 02 66 234 no, mi scusi, 20 35 29 66 20 35 esatto. 29. Grazie, ecco, no, scherzo, io dicevo proprio, volevo sottolineare anche il discorso del 730, cioè del modulo, e anche lì poi vedremo gli aspetti del redditometro, cioè dove si presume in base alle tue, non più i guadagni ma le spese che tu fai, che ci siano quindi delle entrate che sono occulte in qualche maniera. È un po' anche esatto, perché è proprio la capacità di spesa che dimostra la vera capacità di reddito, un po' anche questo. Esatto. Possiamo andare avanti su questo argomento, sull'argomento DSU? Sì, quindi niente, i moduli, allora abbiamo un modello base, quindi dove si inseriscono le informazioni generali sul nucleo familiare, quindi per ogni componente abbiamo il nome, codice fiscale, data di nascita, insomma, in modo da quindi identificarlo, ecco. Poi successivamente abbiamo i dati relativi all'abitazione, se in locazione oppure sì, esatto, di in proprietà, esatto. Quindi allora per ogni se componente... di locazione bisogna portare il contratto di affitto registrato, giusto? Oppure se di proprietà il rogito, la visura catastale. La visura catastale, sì, catastale. Esatto. Poi quindi sì, per ogni componente abbiamo quindi delle informazioni aggiuntive, tipo ecco il codice come si colloca nel nucleo familiare, genitore, figlio, insomma coniuge, e quindi diciamo che il nucleo familiare è formato da chi si abita dentro quella casa, in altri termini, giusto? Sì, certo. Anche uno studente fuori sede, per esempio, che è comunque a carico dei genitori, anche essendo fuori sede, del nucleo abitando, familiare. sì. Esatto. Che poi sulla DSU non c'è più l'ISEU per gli studenti universitari, bensì essendo una dichiarazione sostitutiva unica, si può mettere tutto sul DSU. Esatto, non è più necessario un modulo a parte. Certo. Poi cos'altro abbiamo dietro? Sono modifiche sostanziali queste del passaggio dall'ISE al DSU. Sì, è molto più complicato. È molto più complicato, perché non è più un programma, come si diceva, che è lui che fa praticamente in base ai dati, ma una volta compilato sono l'Agenzia delle Entrate, diciamo in combinato con quello che è con l'INPS, che determinano loro, quindi diventiamo noi più parte passiva e la parte attiva diventa lo Stato che ti dice quanto e se tu rientri. Esatto, ti calcola l'ISE in altri termini, capito? Sia l'INPS che sembra un l'Agenzia passaggio delle determinante Entrate. Questo cambiamento proprio di onere. Mentre prima lo faceva il programma in automatico, certo. il calcolo dell'ISE, oggi non è più il programma che fa il calcolo, bensì è sia l'INPS che l'Agenzia di concerto, delle Entrate. E quindi vuol dire che fanno dei controlli incrociati su quello. Super quindi hanno praticamente in mano tutta la posizione loro, certo. Perché poi tu però potrai contestare eventualmente nel caso. Certo. Sì, inoltre va bene, il certificato andrà consegnato all'ente al quale si vuole chiedere l'agevolazione, e le ricordo anche che gli si è richiesto anche per avere agevolazioni per quanto riguarda la TASI, e quindi insomma un ulteriore campo di applicazione. Allora, le agevolazioni si intendono chi vuole avere la tessera dell'ATM, chi vuole avere, non so, delle agevolazioni sulle pasti dei bambini all'asilo o alle elementari e quant'altro. Ci sono tante agevolazioni, però bisogna, perché hanno messo
l'estratto conto al 31/12 dell'anno precedente, perché tante persone quando facevano l'ISEE negli anni precedenti non dichiaravano quello che avevano in banca. E allora per questo hanno fatto questa dichiarazione sostitutiva unica, per sapere effettivamente, lo Stato vuol sapere quando una persona ha in banca, oppure quanti investimenti ha fatto in BOT, CCT e quant'altro. Ok? E questo è importante anche per vedere che questo Stato è comunque sempre più invasivo nelle posizioni dei nostri contribuenti, si fida sempre meno di quelle che possono essere dichiarazioni. Bene, deve dire ancora qualcosa, dottore, se no passiamo la parola all'avvocato. Ma no, penso che le cose, insomma, in linee generali sia stato un po' accennato. Le problematiche che potrebbero appunto venire fuori da questo cambiamento di onere, che adesso non è più la persona che dichiara, ma è appunto l'INPS di concerto con l'Agenzia la persona delle Entrate. dichiara tutto quello che deve dichiarare obbligatoriamente. Dopo, se dichiara il falso, è responsabilità del dichiarante. Ma questo avveniva anche prima sul falso. Sì, la però differenza è che prima sono era meno, adesso sono più sembra flessibili, sono più determinati. Esatto. Anche perché loro devono poi convalidare in fondo quello che uno dichiara alla fine. Questo è di 10 anni. Esatto. E per evitare, insomma, elusioni o comunque occultamenti vari, adesso sono più chiedono dei maggiori dettagli in modo da poter. Se ci fossero delle difformità tra quello che cosa è previsto dall'ordinamento, cioè è possibile in qualche maniera dire no, momento, guarda che io quella casa non ce l'ho più, guarda piuttosto che questa proprietà è cambiata. Tante volte magari un'eredità che viene magari non segnalata, è capitato spesso anche in riferimento all'accenno per quanto riguarda le eredità, vanno dichiarati anche quelli, secondo me, vero dottore? L'eredità sì, sia in quattrini, sia in quattrini, sia come immobili anche. Certo, bisogna riportare tutti gli immobili posseduti e quindi si indicherà anche i valori catastali e insomma in questo modo no, non ci sono possibilità, ecco, di. Non dicevo nel caso che uno non sapesse anche di essere un erede e che quindi lo Stato lo sa, tu no, e quindi non lo dichiari. Cioè nel caso che non ci fosse stata la denuncia, questo. Se era previsto, diciamo, un istituto di autotutela per questo tipo, come avviene ovviamente nel campo del tributario. Sì, la mediazione sotto i 20.000 euro, l'articolo famoso 17. Perché lo Stato cos'è che ti dice? Lo Stato ti dice, vabbè, tu l'hai avuto in eredità, però adesso è tuo. È sempre un capitale che tu hai, capito? Certo. Intestato a te come erede, per cui la devi dichiarare. Certo. Giusto? Va bene così, dottor Ruggeri, passiamo la parola all'avvocato. Sì, adesso poi fra poco penso che ci sarà un paio di minuti di pubblicità. Io intanto anticipo per dire le nostre sedi, perché ovviamente vuol rivolgersi anche per maggiori delucidazioni, anche commerciali. Appunto c'è il dottor Ruggeri che ci dà appunto la sua disponibilità. L'Aspes, come sapete, è un'associazione Onlus che si occupa di consulenza fiscale per la compilazione di moduli 730, RED, Unico, ICI, ISE, contabilità generale con un proprio commercialista, consulenza legale con vari professionisti per gli istituti giuridici che ci sono, dalla famiglia al lavoro, alla previdenza, con un giudice di Strasburgo anche, che sono distribuiti nell'arco della settimana. Il sottoscritto, per esempio, riceve il martedì dopo le 15:30. Vi è poi consulenza INPS per pratiche di pensioni, di invalidità, di reversibilità. C'è una convenzione con uno studio notarile per l'espletamento delle pratiche di dichiarazione di successione, di rogiti, di altro, consulenze mediche con 4 medici di cui un medico legale, consulenze di lavoro per controllo buste paga, TFR, CUD, e adesso bisogna anche dire per la dichiarazione sostitutiva unica, per la DSU potete tranquillamente rivolgervi all'Aspes. Anzi, mi scusi avvocato, prego, il dottor Ruggeri è in Aspes tutti i martedì dalle 16:30 alle 17:30. Se qualcuno ha bisogno di avere delle delucidazioni, il dottor Ruggeri, ripeto, è in Aspes tutti i martedì dalle 16:30 alle 17:30. Bene, aspettiamo la pubblicità, 2 minuti e ci risentiamo. Ci sono tanti ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con multimedia IntelliLink, massima connettività e comandi vocali e City Mode per sterzare con un dito. Nuova corsa da 9.550 euro. Scopri tutto su opel.it sabato e domenica. Vuoi farti trovare dai tuoi clienti? Scopri il giallo.
Con Seat Pagine Gialle puoi pianificare su Facebook una campagna pubblicitaria scegliendo l'area geografica che vuoi. Solo Seat Pagine Gialle ti garantisce di raggiungere il numero di clienti che desideri in base a genere, età e località, senza inutili dispersioni. Scopri le campagne che possiamo pianificare per la tua attività su Facebook e approfitta delle nostre promozioni fino al 31 marzo. Contattaci su seat.it. Seat Pagine Gialle, nuova generazione di opportunità. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omeletta a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon Turbo Diesel a 15.550 euro o 199 euro al mese. TAN 2,99 e TAEG 4,96. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica è su seatitalia.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, riprendiamo la diretta sulle onde di Radio Padania. Noi siamo l'ASPES, Associazione Onlus per Servizi al cittadino. Stavo appunto accennando a quelle che erano poi le nostre Scusi, avvocato, peculiarità. ricordiamo sempre il numero di Radio Padania Libera, 02 66 20 35 29. Ripeto, 02 66 20 35 29. Prego, avvocato. Bene, grazie Presidente. E ricordo anche che è possibile vedere la trasmissione in diretta ovviamente sul sito di Radio Padania, www.radiopadania.org. In questo sito è possibile, nello spazio riservato a Google, aprire lo spazio di Google, e YouTube. In YouTube avrete quindi la possibilità di averci anche in diretta, oltre che radiofonica, anche televisiva, oppure in differita, ovviamente sempre su Google, battendo ASPES e la data della trasmissione di oggi o delle precedenti, se riterrete di voler rivedere i nostri interventi. Ecco, ero rimasto al discorso delle consulenze, la consulenza appunto medica con cui anche un medico legale, e la convenzione con case di cura. Scusi, avvocato, abbiamo due telefonate in linea. Pronto? Pronto, avvocato? Sì, buongiorno, buona Padania.
Buongiorno e buona Padania. Buona Padania lo dico a tutti io proprio, io sono anche per la buona Italia, vabbè. Comunque, stia a sentire, avvocato, su questo problema dell'ISE, no? Si parlava che adesso non sarà più ISE, cambierà nome. Non si chiama più ISE, DSU si chiama. DSU cambia direttore, la musica è sempre quella, siamo sotto stretta sorveglianza, sotto dittatura fiscale. Ecco. Il problema è questo. Io a tempo libero aiuto degli invalidi, ogni associazione che do una mano a tempo libero degli invalidi. Tanti poveracci che devono avere prestazioni sociali siamo in alto mare con l'INPS adesso, perché succede questo, no? Che ci vuole questa giacenza sui libretti, che ad esempio ci sono invalidi che hanno il librettino dove gli viene accreditata la pensione, giacenza sul libretto, però le poste cosa fanno? Loro, a parte che andiamo alle calende greche, tempi lunghi, e poi cosa si dice? Che il costo della raccomandata è a carico dell'utente, un'altra estorsione a carico dei poveri. Adesso è diventato di moda chiedere l'ISE, lo chiedono quasi tutti per i vari interessi sociali, per la cosa sociale, associazioni cattoliche, insomma tutti è diventato di moda chiedere l'ISE che hanno i loro interessi, mentre gli extracomunitari il problema è che non hanno nessun ISE, questi prendono e basta, ma è tolto questo preambolo qua, è giusto avvocato, è una violazione della privacy chiedere anche una giacenza che uno deve consegnare poi a un caffè, a dei perfetti sconosciuti che non hanno nessuna qualifica giuridica, quello che è il proprio stato bancario, postale o che esso sia. No, ho basta un estratto conto. Lei da avvocato cosa mi dice? È una prepotenza o no questa qua? Io questo voglio capire, che ho già bisticciato con quelli del capo. Buona giornata e buona Padania, avvocato. Purtroppo diciamo che la prepotenza dello Stato, che vuol sapere tutto di noi, non se la deve prendere con i CAF, perché i CAF fanno il loro dovere, purtroppo, e devono seguire le leggi. Per cui non so, avvocato, lei vuol dire direi qualcosa? che sfonda una porta aperta il nostro ascoltatore, è qualcosa di assolutamente fuori dal mondo, certo. Perché stiamo proprio diventando siamo già in uno stato di polizia, ma a questo punto non siamo proprio cittadini ma sudditi, perché fra poco vorranno sapere anche quanta aria respiriamo e quante ore dormiamo per notte. Devo dire a questo radioascoltatore che non c'è più privacy. Non esiste più né segreto bancario, né privacy, non c'è più nulla. Addirittura poi ancora peggio, perché questo, se non vuole, è bene non fare mai l'avvocato del diavolo, però voglio dire, gli indebiti pensionistici hanno portato addirittura a richiedere con, diciamo, mentite spoglie, spesso, che poi vanno giustamente valutate, controllate, ma vengono chieste praticamente come indebiti pensionistici somme. Noi abbiamo avuto dei casi qualche tempo fa di richieste di gente che prende qualche 100 euro al mese di pensione, gli vengono richiesti, considerandoli quali errori nel pagamento, errori intendiamo che ha fatto l'INPS, migliaia di euro, quindi 4-5 mila euro. Quindi non solo vogliono sapere, ma pretendono anche pari indietro somme che forse davanti a un vaglio attento potrebbero non essere riconosciute. Abbiamo ancora 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, Pronto? buongiorno, buona Padania, signora. Pronto, buongiorno. Senta, avvocato, io 15 giorni fa sono caduta dalle scale, ho preso il tacco con il gradino, eccetera, e mi sono lussato una spalla. Non l'ho rotta, l'ho lussata, però ho dovuto fare radiografie, visite, cose di questo genere. Certo. Quando l'ho detto all'amministratore mi ha detto che siccome non c'è rottura, d'altra parte la spalla non la ingessano, non c'è rottura, l'assicurazione non risponde, e quindi peggio per me perché le scale non erano sbrecciate, e quindi le spese sono a mio carico. Ma le sembra una cosa logica? No, assolutamente. Tra l'altro in casi come il suo ce ne abbiamo avuti anche proprio qualcuno anche in Aspes, perché purtroppo pare che sia una domanda, ha fatto bene signora a fare questa domanda, questo intervento, perché in genere quando uno si fa male, soprattutto in un condominio, e si rivolge all'amministratore, è possibile che l'amministratore non provveda nemmeno a fare la denuncia all'assicurazione. Io ricordo anche agli amministratori in ascolto che è obbligo degli amministratori, nel momento in cui si viene a sapere di un sinistro, di provvedere a fare la denuncia alla Globale Fabbricati se c'è un danno all'interno del condominio, indipendentemente poi dalla prova che il danno sia dovuto sia dovuto quindi a una responsabilità di chi si fa male. In questo caso lei appunto è scivolata dalle scale.
soprattutto perché ci sono delle regole da seguire che vanno poi affinate. Nel momento in cui l'amministratore è inerte nel non fare la denuncia all'assicurazione, ancora peggio, ne venisse dimostrato che l'assicurazione, una volta fatta la denuncia ai sensi del 1915 Codice Civile, non provveda a aprire un sinistro con un vero e proprio numero di sinistro, siamo davanti a gravi irregolarità dell'amministrazione e dell'assicurazione. E non è finita. Nel momento in cui c'è un problema di cadere proprio dalle scale, soprattutto se le scale si può dimostrare che erano bagnate, ricordo anche alle imprese di pulizie di assicurarsi, perché hanno l'obbligo di indicare chiaramente che in quel momento si stanno verificando delle pulizie. Quando uno cade dalle scale con le scale bagnate, a prescindere da qualunque determinazione, l'assicurazione o del condominio o in solido con l'assicurazione di chi pulisce le scale deve rispondere. Quindi assolutamente la signora prenda un avvocato, si rivolga all'ASPES, l'ASPES provvederà, se l'amministrazione non si decide, a citare il condominio in solido con l'impresa di pulizia e poi anche le relative assicurazioni e malleve. Anzi, approfitto per dire i nostri numeri di telefono, che è 02 87 39 4434, che funge anche da fax. L'altro numero è 02 36 52 2910, che è solo telefono. Prego. Bene, no, ecco, io abbiamo un'altra telefonata? Approfitterò per dire tutte le... Le ho già dato. Abbiamo dato, adesso volevamo anche eventualmente a questo punto segnalare anche le nostre altre sedi, visto che siamo in tema. Dunque la sede di Bolzano, ricordo la sede di Bolzano in via Milano 140 Bolzano, al 333 65 47 400, la filiale di Torino in largo Saluzzo 25G a Torino, allo 011 65 99 315, la filiale di Cassago Brianza in via Volta 8 a Cassago Brianza, allo 039 92 17 621. Ecco, questo è importante, appunto, avere anche, diciamo, una penna, munirsi anche di una penna, che così potete segnare anche tutti questi riferimenti. Tra cui l'ultima sede, quella di Brugherio, in via Montello 26, allo 039 83 6615, e il fax è 039 9715 219. Ecco, ricordo ovviamente che è possibile iscriversi all'ASPES inviando una propria carta d'identità, una propria fotocopia di un documento con un riferimento telefonico e anche con il versamento di 35 euro all'anno, che è l'iscrizione solare, quindi che andrà da febbraio 2015 a febbraio 2016. Sarete poi ricontattati e avrete la possibilità di iscrivervi. Ricordo anche che è possibile effettuare il versamento del 5 per 1000 a favore dell'associazione. Il codice fiscale è il seguente: 97 21 16 60 150. Ripeto, 97 21 16 60 150. E per chi volesse iscriversi, i 35 euro deve versarli sul seguente conto corrente postale: 30 65 024. Ripeto, 30 65 024. È possibile poi contattarci anche tramite l'indirizzo internet, che è www.associazioneaspes.org, oppure ci sono anche due mail: aspes.aspes@libero.it e venetof di Firenze @tiscali.it. Ecco, abbiamo una telefonata. Prego. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, buona Padania. Buona Padania. Noi parlando del nuovo ISE, no? Che bisogna portare, diciamo, il stato conto al 31/12, sì. Non ho un problema. Quest'anno a dicembre ho dovuto cambiare la macchina. Ho fatto un finanziamento per cui io solitamente sono sempre a zero. Questa volta invece mi risulta l'importo del finanziamento al 31/12. Come mi devo comportare? Adesso le diamo la risposta tramite il dottor Ruggeri. Sì. Grazie. Allora, per quanto riguarda le movimentazioni del conto corrente bancario dovuto comunque a acquisto di beni mobili o immobili, si tiene conto anche nel nuovo modello, quindi nel caso suo, ecco, innanzitutto potremmo discuterne anche in sede ASPES, ecco,
in modo da verificare tutta la sua situazione per bene e risolvere tutte le eventuali problematiche che potrebbero emergere. Quindi, ma viene tenuto conto anche di questa situazione nella compilazione. Ci sono anche degli interessi passivi che si possono dedurre o meno? Ma di quelli, poi l'Agenzia delle Entrate è una materia, insomma, che compete. Quando va a vedere l'estratto conto, esatto. vede già l'Agenzia delle Entrate che il signore ha fatto un acquisto di un'autovettura con finanziamento. Ma no, mi riferisco comunque per quanto riguarda sì, questo in realtà è un aspetto da approfondire. Ho capito. Ho capito, la ringrazio. Prego. Salve. Pronto? Buona Padania. Buona Padania a lei, dica. Volevo chiedervi se voi avete anche la possibilità di controllare i mutui, nel senso che nella mia banca io ho un mutuo nella casa di mia figlia e continuo a pagare e le rate che mi arrivano, per esempio quella del mese, non so, di gennaio, è inferiore a quella di dicembre, cioè più sei capace a te che mi restituisci da Nepis e la rata la cresce. Non mi capito perché. Sono andato in banca a reclamare, mi ha detto che per il sistema francese, non ci ho capito meno ancora, e volevo sapere se qualcuno potesse controllarmi sto mutuo. Noi ci troviamo in Italia, non in Francia. Ma ha detto che è calcolato col sistema francese, io ci ho capito. Dunque, sì, il signore si riferisce praticamente al discorso che abbiamo trattato diverse volte, che è l'anatocismo. Purtroppo ci sono diverse situazioni in cui le banche, gli istituti di credito applicano interessi che possono essere considerati anatocistici o addirittura subentrare alcune finanziarie, capitato nell'usura. Per cui si può controllare, anche perché spesso questo anatocismo c'è. Il problema non è tanto che ci sia, perché come diceva giustamente lei, è magari una differenza che magari viene dimostrato esserci, ma è talmente minima che alla fine la differenza è tale che per cui, non so, mettiamo, non so, 100, 200 euro all'anno, per cui non fa una causa per 200 Comunque euro. Siamo in grado di controllare. Sicuramente, anche perché il sistema alla francese, scusi, se non posso cambiare banca. Quello di cambiare banca, sì, con la nuova modifica sulla portabilità lei può tranquillamente anche cambiare il conto e non dovrebbe neanche avere più le spese relative al costo di trasferimento. Esatto, il discorso... come posso fare per controllarlo sto conto? Dunque, se mi lascia rispondere, il discorso del conteggio alla francese si intende che prima praticamente lei va a pagare gli interessi e dopo paga il capitale, quindi se lei prende 100.000 euro di mutuo e pagherà 130.000 euro, mettiamo, non è che in quelle rate che lei paga il primo anno conteggiano in una miscela tra il capitale e l'interesse. Lei prima paga l'interesse e poi paga il capitale, per cui se lei fra un anno ha pagato, dovesse per un motivo qualunque recedere dal contratto perché magari può chiudere prima il finanziamento o per motivi suoi non riesce a pagare, le rate che lei ha pagato, 20-30.000 euro, non vengono conteggiate sul capitale ma sugli interessi, per cui lei alla fine ha sempre 100.000 euro da pagare, anche se ne ha pagati 30.000 dopo 2-3 anni. E questo si chiama alla francese, un modo intelligente per dire, insomma, com'è. Una rapina. È diciamo un francesismo più che alla francese. Certo, una rapina. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, buona Padania. Porca. Pronto? Dica. Sì. Era buongiorno. Buongiorno. Sì. Giuseppe da Bergamo. Senta, io ho avuto un accertamento induttivo presso la mia azienda pari a un importo doppio del fatturato, neanche dell'utile, doppio del fatturato. Io, pur avendo dato la pratica al ragioniere, il ragioniere ha fatto ricorso, perciò ha presentato la documentazione con un giorno di ritardo. Non mi è stato accettato il ricorso. Certo, intempestivo. E allora cosa posso fare? Probabilmente sono i termini dei 60 giorni, probabilmente, da fatto il 61esimo. La materia tributaria è una materia che l'ASPES tratta e anche il contenzioso lo tratta. Poi vediamo di... No, certo, lì il discorso è che per fare ricorso deve pagare comunque un quarto di contributo unificato, lo sa. Sì, ho capito, ma è il ragioniere che non ha... Poi, è il ragioniere che non ha presentato i documenti. Io cambi in Aspes e vedremo di trovare una soluzione proficua per lei, perché c'è una responsabilità probabilmente anche in chi ha presentato il ricorso in modo tardivo, ma lì bisogna poi vedere se nel merito lei aveva la possibilità. Ma lei ha potuto sentire il suo ragioniere?
Sì, è arrivato con un giorno di ritardo, però dice io non rispondo, cazzo. Come non risponde? Scusa, lei lo paga il ragioniere, no? Certo che lo pago. Appunto, allora perché non deve rispondere? Anche loro devono avere un'assicurazione. Voglio dire, lo so, ma io posso valermi sul ragioniere che non ha fatto la pratica che gli avevo dato da fare. Se lei ha le prove, penso di sì. Il discorso va scisso il discorso va scisso in due parti. Allora, un conto è la responsabilità professionale appunto del professionista, del ragioniere, di quello che può essere l'attività l'architetto, quindi lui risponderà per l'inadempimento da ritardo nella procedura di ricorso. Ma nel merito, se lei aveva torto, non è che può dare colpa al ragioniere perché al 61esimo no, e dopo l'avrebbe persa nel merito comunque perché lei ha fatto delle violazioni attenzione, io non ho violato proprio niente. Anziché il fatturato, loro hanno detto che io ho fatto il doppio, ma del guadagno non del fatturato. Sì, quindi un presuntivo, un accertamento sui parametri. Certo. E niente, lì bisogna tra l'altro, io adesso, se lei non vuole, poi non sappiamo chi parla, per cui il nominativo è riservato, ma c'è l'obbligo della mediazione, l'articolo 17 del DPR, fino a 20.000 euro c'è l'obbligo anche della mediazione, quindi poteva... lì stanno parlando di 375.000 euro che io non ho mai visto e mai fatturato. Quindi non parliamo di noccioline. E consiglio di chiamare in Aspes a questo punto per una consulenza più dettagliata che non sia solo telefonica a questo punto. Certo. Lei chiama in Aspes e poi vediamo di risolvere il problema. In Aspes io non ho il numero dell'Aspes. Glielo dico subito. 02 vabbè, vedo di tenermelo a mente, dai. 02 87 39 87 39 44 34. Comunque vi trovo in guida Aspes Milano? Sì, Milano. Via Luca 44. E poi eventualmente, se no, chiama la Radio Padania, la Radio Padania le dà il telefono, non c'è problema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, buona Padania. Buongiorno, mi chiamo Luigi. Senta, io ho un contenzioso con Equitalia, no? E mi è successo questo, che Equitalia mi ha bloccato il conto corrente. Di conseguenza mi ha bloccato anche la pensione. È già 2 mesi che io non riesco a riscuotere la pensione perché c'ho tutto bloccato. È possibile che Equitalia possa fare tutto questo? Premetto che ho 70 anni, sono invalido, su una pensione minima di 600 euro al mese, insomma, vivo solo di quello. Dove chiaramente bisogna vedere nel caso specifico, ma sicuramente no, perché lei sa che la pensione è, quindi si può fare un'esecuzione, un pignoramento presso terzi, diciamo noi legali. In questo caso lo farebbe l'Equitalia direttamente sul suo conto corrente, ma con il massimo di 1/5 della pensione. Sì. Quindi al limite si può procedere su quel quinto, non certo bloccando tutta la pensione, se no lei come fa a vivere? Cioè muore di fame. Si rivolga anche lei all'Aspes e vedremo di risolvere nel migliore dei modi anche questa sua problematica. Sono già venuto, il vostro avvocato cosa dice? Mi ha dato qualche consiglio, ma poi alla fine mi ha detto che si trovava impreparato su questa questione dell'Italia. Con quale avvocato ha parlato, mi scusi? E adesso non mi ricordo il nome. Strano. Sicuro che fosse proprio l'Aspes, via Luca, perché in genere queste problematiche si risolvono, non dico facilmente, ma insomma con un ricorso anche in autotutela, dove gli si dice guardate che qui state sbagliando e poi risponderete dei danni e del risarcimento del danno. Quindi insomma mi sembra una cosa piuttosto grave, perché uno non è che senza pensione non può vivere, per di più invalido, più di così, e anche una denuncia penale. Sì, al massimo è un quinto della pensione. Lei può anche tranquillamente, comunque nel frattempo, prima di venire da noi, fare anche una denuncia ai carabinieri, perché questa è un'appropriazione. Devo venire solo il venerdì o posso venire qualche altro giorno? Ma se vuole parlare con l'avvocato Patruno è da noi tutti i martedì pomeriggio dalle 16 alle 17:30. Dopo le 15:30, 16 mi trovo. Ma comunque nel frattempo, se lei si trova a non avere difficoltà proprio anche di fare la spesa, a questo punto conviene fare una denuncia vera e propria ai carabinieri, per questo è anche, secondo me, ci sono dei profili anche penali, anche di reato. Va bene, la ringrazio. Dov'è quello che possiamo, siamo qui. Abbiamo ancora 3 minuti. 3 minuti soli, allora Presidente io concluderei questa piccola introduzione, non ho potuto, grazie a queste telefonate, per noi è sempre un piacere ovviamente dare quello che può essere un consiglio che speriamo possa essere utile a tutti. Magari concludo con quello che avevo detto alla signora precedente: se vi trovaste in un appartamento, in una casa e vi siete fatti male,
perché siete scivolati, vi siete quindi magari fatti dei danni fisici, ricordate che l'assicurazione del condominio ha un obbligo quindi oggettivo di rispondere. Dovranno dimostrare loro che voi magari eravate, per dire, coi sandali piuttosto che con le scarpe da tennis e siete scivolati perché c'era un gradino sbrecciato o perché c'erano l'acqua, perché diciamo, come dire, i gradini erano bagnati. Quindi è possibile anche fare un'azione nei confronti dell'impresa di pulizia che deve segnalare. Posso dire che uno dei nostri avvocati ha vinto proprio una causa la settimana scorsa su questo problema. Ecco. E quindi sì, no, ma sono diversi, tra l'altro sono problematiche che conosciamo e che tra l'altro sono applicabili, pochi sanno, anche ai comuni. Per cui se voi cadete perché c'è una buca per strada, anzi approfitto per dirlo, non dovete cadere, tanto ce n'è tante di buche, no, fate subito una fotografia di dove siete caduti, andate questi pochi lo sanno, pochi avvocati lo sanno e quelli che lo sanno non lo dicono perché è un costo che la gente non si tiene, cioè che in genere le professionisti non dicono. Voi fate una fotografia del buco dove siete caduti, portatela alla prima posta che c'è, la posta ha l'obbligo di timbrare a un costo modico di €1 mi pare, vi timbrano la data certa sulla fotografia e con quella si va a chiedere i danni, ma danni consistenti. Ma non solo sulle strade, ma anche nei supermercati, nei luoghi privati, devono essere proprietà privata, devono essere tutti assicurati su queste cose qui. Ma soprattutto dove c'è un privato, quindi una proprietà, un supermercato, c'è comunque un proprietario privato, ma anche dove c'è un pubblico, quindi una strada comunale, una strada provinciale, un marciapiede, voi non è che se cadete, vi fate male o in metropolitana, dovete tenervi il male, andate ovviamente il prima possibile, immediatamente meglio in un ospedale, fate fare le radiografie, pronto soccorso, e poi fate la fotografia subito, perché quando poi magari si viene a sapere di questo, il comune è quasi, diciamo, per scienza infusa, spesso capita che provvede immediatamente alla riparazione appena noi mandiamo le raccomandate, quindi fate subito una fotografia, fate mettere i timbri in posta della fotografia con la data certa e a questo punto poi vedrete che l'avvocato vi farà avere con la negoziazione, che era proprio il tema di cui stavo introducendo l'argomento oggi e lo porterò probabilmente il prossimo venerdì, con la negoziazione assistita o con la mediazione, di cui l'Aspes, tra le caratteristiche che ha anche un accordo molto importante con l'OAM, con gli avvocati di Milano, proprio per la trattativa, quindi senza andare davanti a un'azione, quindi facendo un'azione giudiziaria per poter risolvere bonariamente la cosa senza quindi le lungaggini o i tempi che ci sono per quello che compete a un giudizio ordinario davanti a un tribunale. Ecco, io adesso quindi darei la parola al nostro Presidente per la conclusione del nostro incontro, visto che mancano pochi minuti. Io concludo dicendo ancora i nostri numeri di telefono dell'Aspes. Siamo in via Lucca 44 Milano, che è zona Bisceglie, ci si arriva anche con la metropolitana, e il numero di telefono è 02 87 39 44 34, che funge anche da fax, oppure 02 36 52 29 10, e questo è il suo telefono. Per cui penso di aver esaudito tutto. Ci vediamo venerdì prossimo, allora, ci sentiamo. Ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Buona Padania a tutti i nostri ascoltatori, grazie dell'ascolto. Avete ascoltato lo spazio Aspes.